Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. In primo piano la visita di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che oggi nella sede di Unindustria Pordenone ha incontrato categorie economiche e rappresentanti politici del territorio. Proprio sul decreto sicurezza abbiamo sentito la voce di Raffaele Padrone, sindacalista della FSP Polizia di Stato. Siamo in piazza Risorgimento in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato, perché parliamo del decreto sicurezza che ieri è diventato legge. Un decreto sicurezza immigrazione, il cosiddetto decreto Salvini, che inasprisce quelle che sono le possibilità per gli immigrati di entrare nel nostro paese, inasprisce anche le pene e soprattutto depotenzia quella che è l'accoglienza diffusa e poi dà più poteri ai prefetti e ai sindaci per quello che è il cosiddetto DASPO urbano. Allora, questo è un decreto che vi può aiutare? È vero che c'è stato un inasprimento del rifiuto della protezione umanitaria agli stranieri, però andiamo a vedere anche per reati magari minimi, cioè che finora considerati minimi, per noi no, che sentinelle della legalità, cioè i furti in appartamento non era considerato un reato molto importante, invece è un reato importantissimo. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, guardiamo quali sono le persone che commettono questi reati, cioè il furto, il più semplice, il furto nell'appartamento, il 99,9% sono cittadini stranieri comunitari, quindi questi sono soggetti che non verranno mai mandati via. Allora cosa dobbiamo fare? Per quanto riguarda le forze dell'ordine dobbiamo inasprire il reato, le pene. Questo decreto può aiutare però sul tema droga, sentitissimo a Pordenone, insomma sappiamo che la droga è in mano soprattutto a marocchini, pakistani, afghani. Ecco, questo sicuramente sì, perché se lei legge nel decreto sicurezza proprio in questa parte ci sono reati riconosciuti quale la droga, lo spaccio, la detenzione, sono tutti reati legati alla droga, ce ne sono alcuni e sono importantissimi, anche perché si va a toccare minori, si va a toccare studenti, cioè ragazzi di giovane età. Abbiamo fermato delle persone con la droga, le abbiamo sequestrate e loro ci hanno detto stiamo lavorando, quindi questa è la loro fonte di guadagno e da qui non si scappa. Passiamo alla cronaca, grave infortunio sul lavoro questa mattina ad Azzano Decimo.